Oggi abbiamo carenze di medici, carenze di infermieri, pensiamo semplicemente che l'infermiere non può fare lo smart working come invece tanti altri oggi possono fare, quindi probabilmente c'è un problema anche di retribuzioni. Per esempio i medici di pronto soccorso, della medicina d'urgenza, le scuole di specializzazione sono vuote, vanno deserte, forse ci vorrebbero stipendi differenziati. Cioè una serie di idee, il libro lancia una serie di idee che permetterebbero di non perdere questo patrimonio straordinario che è il sistema sanitario nazionale. Pensare la sanità, terapie per la sanità malata. Da qui parte il libro presentato al Teatro La Fenice, scritto dal vicepresidente della Corte Costituzionale Luca Antonini e dall'economista Stefano Zamagni, che vuole essere un approfondimento sulle criticità del nostro sistema sanitario nazionale, ma soprattutto sulle possibili soluzioni alle sfide cui è quotidianamente sottoposto. Quello che manca oggi in Italia è un pensiero sulla sanità, questo il libro vuole dire, cioè le risorse stanno incominciando a tornare, però il problema è che mancano le idee e le idee possono essere, il libro dice una serie di idee per salvare la sanità italiana da questa deriva, dal rischio di una americanizzazione dove solo chi ha l'assicurazione possa permettersi di curarsi, cioè quella che è la sanità, che è stata la sanità di tutti, rischia di diventare la sanità di pochi. Il libro, alla cui presentazione ha preso parte anche il presidente Zaia, intende far luce sui tanti segni che il governo della sanità dell'ultimo decennio ha trascurato, sostenendo l'urgenza di un cambio di paradigma per tornare a pensare in chiave umanistica l'impianto concettuale del nostro sistema sanitario nazionale.